Mi sono svegliato, amici bellini, con l'idea di parlare delle parole di Conte, che sono molto particolari e che secondo me vanno lette bene, perché come al solito dopo una vittoria esagera in un certo modo e lo voglio fare. Però quando poi arriva la notizia di Rocky indagato con avviso di garanzia, mi sa che dobbiamo dare priorità alla cronaca. Di conseguenza cominciamo. E vi voglio spiegare subito la copertina che ho commissionato al mio amico Michele. Ne ha fatte un paio, poi non so quale ho scelto, ma Marmotta League, perché il giorno della marmotta, no? Groundhog Day, è una tradizione popolare celebrata il 2 febbraio negli Stati Uniti e in Canada, in particolare in Pennsylvania. Secondo la leggenda, se la marmotta vede la sua ombra, l'inverno durerà altre 6 settimane, altrimenti la primavera arriverà presto. E da qui nasce anche un film famosissimo che in italiano viene tradotto Ricomincio da capo, dove il protagonista insomma si sveglia e rivive lo stesso giorno in continuazione all'infinito. Cosa succede? Perché questo termine, questa invenzione, la Marmotta League, viene fuori dall'ultima nostra live, perché la mia community è brillante. E quindi quando si parlava di cose, più che dire Marotta League, è la Marmotta League, nel senso che si ripetono sempre a loop alcune dinamiche e alcune cose che uno si aspetta già e che puntualmente succedono. Quindi partiamo da un presupposto che in questo video io non ho voglia di riprendere i vari episodi arbitrali che fanno più piacere a me oppure che fanno meno piacere ad altri, perché sto leggendo in giro gli interisti tutti contenti che Rocky sia indagato perché pensano di trovare qualcosa che poi possa togliere lo scudetto punto a punto dell'anno scorso, mentre altri tifosi per esempio del Napoli che dice è importante arrivare secondi perché può essere che succede qualcosa che abbatte l'Inter, eccetera eccetera. I milanisti che ripostano l'Allegri che diceva dov'è Rocky facendo il suo show togliendosi giacca, cravatta e tutto. Ma quello che preme a me è ricordare una frase che ho ripetuto purtroppo spesso quando sentivo addetti ai lavori dire c'è buona fede, sono solo scarsi, se ci fosse malafede noi dovremmo tutti smettere di seguire il calcio. E quando voi l'avete chiesto a me, io ho detto la mano sul fuoco, mettetecela voi, a me serve perché sono musicista, mi serve la mano, non rischio di bruciarmi. Guido nelle nostre live ha rincarato la dose dicendo perché dobbiamo fidarci, vogliamo fare che me la dovete dimostrare la buona fede invece di partire a prescindere che c'è la buona fede e poi bisogna dimostrare la malafede. Perché non ci dimostrate la buona fede? Visto che, signori, è successo in passato e non capisco il perché non possa succedere in futuro o nel presente, che qualcosa insomma non va in maniera pulita, perché è la storia dell'umanità, non parliamo solo di calcio. Nel mondo esistono compagnie legittime che fanno tutte le cose giuste, poi esistono compagnie che invece fanno le frodi, esistono i criminali come esistono le persone per bene, esiste gente corrotta, perché nel calcio dovrebbe essere tutto pulito? È una domanda legittima, assolutamente legittima. E venendo fuori questa storia di Rocky, che io sto cercando di ricostruire perché leggevo quest'articolo della Gazzetta, quella denuncia che risulta essere stata archiviata a livello sportivo adesso riemerge a livello penale. Quella denuncia dobbiamo andarci con dovizia di particolari, ci spostiamo da quest'altra parte, anzi meglio un po' più pulito così, e avevo segnato questo passaggio di una lettera che un ex assistente, Domenico Rocca, aveva inviato per denunciare alcune cose che accadevano nell'associazione arbitri, nello specifico per quello che riguarda il punteggio, la graduatoria e quello che porta a scegliere un arbitro invece che un altro nelle designazioni. È lunga la lettera e parla di alcuni episodi specifici, se andiamo nello specifico non la finiamo più. Però c'è questo passaggio finale
pagine dove parla del comportamento della commissione e infatti facilmente inquadrabile nella fattispecie del mobbing, i cui principi sono sistematicità e ripetizione di comportamenti ostili da parte della commissione, acuitisi, guarda caso, dopo le elezioni politiche di dicembre, intenzionalità nel danneggiare la mia professionalità e la mia persona con l'obiettivo di rendermi insicuro nella mia attività, ostilità in qualsivoglia questione che mi riguardasse, le alterazioni di voce di Tonolini e Rocchi nelle telefonate, mamma mia. Dopo Cesena Spezia acclarano come l'obiettivo della commissione fosse esclusivamente quello di depredarmi del voto giusto e defraudarmi di ogni sicurezza. Emarginazione dal gruppo come testimonia l'invito a non presentarmi all'ultimo raduno in quanto impegnato nella gara di venerdì, ma il raduno era giovedì a Firenze, la partita venerdì sera alla Spezia. Questo è un esempio nel particolare che mette sotto la lente di ingrandimento il comportamento di Rocchi e ci sono vari esempi che non possiamo andare nello specifico perché sono anche partite tra virgolette minori di cui non conosciamo insomma lo svolgimento, ma le cose usciranno perché adesso che sto facendo questo video si sta sviluppando quella che sarà l'indagine e sapremo cose alla spicciolata, quindi questa è solo parte 1 del video che riguarda gli arbitri. Ora da questa lettera poi dopo si è andato ad ampliare le indagini, voi potete lasciare un like perché mi dimentico di dirlo nel momento opportuno. Sotto la lente ci sarebbero altre gare in questione, comprese Inter Verona del gennaio 2024 in cui non ci fu una chiamata da parte del VAR Nasca alla home field review per la gomitata di bastoni a Duda, un errore chiaro ma come se ne sono visti altri. Resta il fatto che tornando a Udinese Parma, quel girarsi da parte di Paterna è ancora sotto la lente degli inquirenti, Rocchi il disegnatore ha fatto sapere di considerarsi estraneo e che nel caso si difenderà sotto ogni punto di vista. La battaglia ricomincia, il caos arbitrale continua. Favoriamo una diapositiva di questo momento VAR molto losco. La migliore era dentro prima, però non mi sembra fuori dalla sauna. Guarda la posizione del braccio, guarda la posizione del braccio, questo non sei. Ok. Guarda la posizione. Sì, un attimo. Si vede che proprio mentre loro stanno controllando, Paterna si gira e sembra ad arrabbiare, dire è rigore e poi indirizza l'on field review verso quella direzione. Ci tengo a ripetere, non è l'episodio singolo che a me interessa perché ne troviamo 1000 a favore e contro le nostre squadre preferite. Il problema è sistemico, il problema di ingerenze è un problema di amicizie, di far andare avanti i propri uomini a dispetto di altri che sono magari più meritevoli e più bravi. Tant'è vero che adesso sta uscendo la designazione di Colombo. Guarda un po', torna proprio il piccione. E qua dobbiamo usare lo scavetto. Non è un caso che poi il Colombo piccione è diventato per antonomasia l'arbitro. Le trame di Rocchi. A San Siro riunioni segrete per dare all'Inter gli arbitri preferiti. Durante una partita di Coppa Italia era riunione per designare Colombo in Bologna-Inter. Nel secondo caso di imputazione lo scenario si allarga. Rocchi, scrive il PM, quale disegnatore in concorso con più persone presso lo stadio San Siro durante la gara di andata di Coppa Italia 2 aprile, combinava o schermava la designazione del direttore di gara Daniele Doveri, ponendola alla direzione della semifinale del torneo, onde assicurare poi all'Inter direzioni di gara diverse dal poco gradito Doveri per la eventuale successiva finale di Coppa Italia e per il resto delle partite di campionato di Serie A, che erano di maggiore interesse per la squadra milanese. Tra l'altro Doveri è quello che in maniera abbastanza sempliciotta viene sempre postato sui social perché teneva quel borsello dell'Inter e quindi Doveri l'interista, e a quanto pare no, quella cosa lì, se Doveri scopriamo che non è gradito dall'Inter, e Doveri lo abbiamo visto nelle ultime uscite, è l'arbitro migliore punto che abbiamo in Italia in questo momento, quindi forse non volevano un arbitro forte, volevano un arbitro che è gradito politicamente, perché lo vediamo su tutti i giudizi, non ultimo quello per esempio di Trevisani che lo porta come migliore arbitro emergente. Colombo il piccione, eccolo qua, sta qua, sta qua, è lui. Quindi
Io poi avevo trovato questo video di un Orsato, non so in quale circostanza, che con grandissima verve e carisma cerca di insegnare probabilmente a giovani arbitri come si deve arbitrare e quanto vicino devi andare a un giocatore che protesta, perché nel momento in cui tu sei vicino il giocatore non protesta più, eccetera eccetera, per avere credibilità. Signori, io mi porto avanti, questo sarà il futuro. Che poi tolgono Rocchi e mettono Orsato e non lo so cosa cambia, sarà un'altra Marmotta Day, un'altra Marmotta League, perché Orsato è lo stesso che ha detto no, e alle volte quando stai troppo vicino non si vede bene. Questo è forte. Vi racconto una barzelletta. L'Inter è riuscito nelle imprese di perdere uno scudetto anche rubando. Fine. No, non voglio arrivare lì. Però tutti quelli che poi dicevano no, dovete portare le prove, se parlate di malafede dovete portare le prove, è capace che stanno uscendo le prove. Aspettiamo e vediamo. Io non avevo bisogno di prove per avere dei dubbi, per avere un dubbio. Il dubbio mi rimane che non siano semplicemente scarsi, perché di cose scarse le abbiamo viste. Abbiamo visto anche cose inspiegabili, soprattutto quando hai vari momenti di giudizio. Hai il campo, che in velocità è difficile, poi hai il VAR, hai la VAR e poi hai anche le spiegazioni successive nell'open VAR, dove si dice quello che si dice, si sconfessa se stessi, ci si contraddice. E Rocchi era d'Italia. Sembra quasi che sai, poco. Allora, e Rocchi era sparito, non interveniva più, salvo poi intervenire nell'ultima giornata dove era tutto andato a posto e c'era poco di contestabile, mamma mia. Quindi vediamo cosa succederà. Mi diverto a leggere i tifosi che si affannano a cercare gli episodi a loro favore, che poi sono andati in maniera contraria per dire io onestamente sono semplicemente contento che la mano non me la sono bruciata. E Rocchi è stato l'ultimo a dire se voi pensate che ci sia la malafede mi dimetto. Penso sia arrivato il momento di dimettersi. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Questo è un video che doveva probabilmente finire su calcio fluido perché è più generale e io potevo concentrarmi sulla mia squadra, su Conte, l'analisi tattica. Sto sentendo discorsi su McTominay che insomma vanno... però ci sarà tempo, perché adesso è sabato, devo andare di nuovo a suonare, giornata lunga, quindi godetevi il resto delle partite, perché abbiamo domani, abbiamo lunedì per fare pagelle, analisi e le parole di Conte che non devono essere mistificate. Ho ascoltato l'ultimo video di Pedullà, gli erano scaduti i giga, no, aveva finito i giga ieri quando si doveva lui parla di tutte le squadre, vittoria del Napoli, finiti i giga, non se ne ha parlato, ha acceso oggi mistificando le parole su Lukaku e allora io devo intervenire per riportare il piano sulla realtà. Da New York ve l'ho detto, un abbraccio e un bacio, un like finale e apriamo i popcorn e aspettiamo di capire quello che succede.